Non si placano le critiche sullo svuotamento del lago di Sauris. Vertice tecnico-giuridico a Udine per dare risposte alle associazioni ambientaliste. Continuano a far discutere le operazioni di svaso del bacino artificiale del Lumiei, eseguite da EDIPower lo scorso mese di febbraio. Per far luce sulla situazione, la Regione ha convocato oggi un incontro invitando tutti i soggetti interessati. Marco Buzziolo. A Lega Ambiente, Comitato Difesa Bacino Montano del Tagliamento e WWF, la vicenda dello svaso nel bacino idroelettrico di Sauris sul torrente Lumiei, eseguito da EDIPower, non va proprio giù. La colata di fango depositata sull'alveo del torrente a valle della diga, dicono, è stata tale da spazzare via ogni forma di vita acquatica. Ecco quindi che gli esponenti di queste associazioni sono andati in regione qui a Udine, convocati dal Servizio Gestione Risorse Idriche per ottenere il massimo delle informazioni tecniche su quell'operazione. A fornire le delucidazioni sulla vicenda e i progetti di ripristino c'erano Chiara Bertolini, direttrice del Servizio Idraulica della Regione, il dirigente dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia Francesco Santoro, il direttore del Servizio Difesa del Suolo Giorgio Poccecco, il direttore del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste Giorgio Fontolan, il direttore dell'Ente Tutela Pesca Paolo Stefanelli e il direttore tecnico-scientifico dell'ARPA Fulvio Daris. Inutili tentativi di ottenere dichiarazioni da parte dei funzionari. Per sintetizzare la posizione degli ambientalisti abbiamo avvicinato Roberto Pizzuti, presidente regionale del WWF. Non c'è stata una valutazione sufficiente dal punto di vista biologico, o per mancanza di competenze o per propria volontà di tenerle fuori, e mancate autorizzazioni per quanto riguarda le operazioni sul tagliamento di creazione di buche entro il quale fare sedimentare il limo. Il lago artificiale nato con la diga del Lumiei, messa in funzione nel 1952, era stato svuotato dall'acqua una volta sola, nel 1992, e mai prima d'ora erano stati eliminati i sedimenti accumulati in tanti anni di esercizio, una mole enorme di materiale che doveva essere rimossa anche per compiere le necessarie verifiche tecniche di sicurezza. Tuttavia, se queste operazioni avvenissero con maggiore frequenza nel tempo, ci è stato detto da un tecnico a microfoni spenti, l'impatto potrebbe essere fortemente ridotto, ma sono operazioni che costano denaro, mentre i costi ambientali in questo genere di cose un tempo non erano considerati preminenti. Da qui il trascorrere di oltre 60 anni prima di togliere i fanghi.